L'unica mia preoccupazione è quello che si è visto in quel video. Parlando con i cronisti in Sicilia, il ministro Salvini non dice come sia entrato in possesso del video che ritrae la giudice apostolica al porto di Catania durante una manifestazione contro le politiche migratorie del governo, filmato che ha aperto lo scontro tra governo e magistratura. Salvini non dice ma attacca. Ognuno nella sua vita privata fa quello che vuole, però aver visto un giudice essere in piazza in mezzo a gente che dava degli assassini e degli animali ai poliziotti non mi lascia tranquillo. Poi chi ha girato il video, chi non ha girato il video, a me interessa quello che c'è in quel video e mi stupisce che questo giudice continui a fare il suo lavoro sullo stesso dossier liberando immigrati che i questori vorrebbero trattenere. Dio non voglia che uno di questi clandestini liberati compia un atto di violenza. Non scioglie dubbi neanche il carabiniere indicato in un primo momento come l'autore del filmato. Il militare, sentito dalla procura di Catania come persona informata dei fatti, avrebbe detto di non avere girato lui il video poi finito sui social di Salvini e di conseguenza anche di non avere confessato e quindi ritrattato nulla, come invece aveva detto il sottosegretario all'interno Molteni durante l'audizione in Senato. E allora chi ha filmato l'apostolico? Il mistero è ancora fitto. Mentre il governo fa quadrato attorno al decreto Cutro e detta i tempi per una riforma della giustizia, altri 2 giudici non convalidano i trattenimenti di migranti, un collega di Catania ed un giudice di Potenza. Violenta rivolta nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. Per 8 ore 17 detenuti della sezione Tirreno, quella in cui sono ristretti i responsabili di atti violenti e aggressioni, hanno occupato un intero piano del penitenziario con la pretesa di uscire dalle celle e girare liberamente per la struttura. La sommossa è scattata dopo il divieto imposto dal personale di polizia. Per tutta risposta i rivoltosi hanno prima sfondato i cancelli delle celle usando le brande di ferro e poi si sono asserragliati in un'area del carcere. Per impedire l'intervento degli agenti hanno cosparso di olio il corridoio, hanno distrutto alcuni tavolini di legno e usato i piedi come armi. Infine sono riusciti anche ad entrare in possesso di alcune bombolette di gas da usare contro la polizia penitenziaria. Violenze e tensioni sono andate avanti fino alle 2 di notte, quando grazie all'opera di mediazione del direttore delle forze dell'ordine gli animi si sono placati. I detenuti, per lo più catanesi, già in passato si erano macchiati di azioni violente contro la polizia penitenziaria. Detenuti che non si vogliono reinserire nella società, che continuano a macchiarsi di reati all'interno del carcere, devono essere rinchiusi in sezioni speciali con un trattamento penitenziario speciale. Non ho disdegnato di dire che le carceri sono in mano ai delinquenti, perché grazie a un certo buonismo e una certa scuola di pensiero che per ogni azione che noi dobbiamo fare, ieri sera non siamo potuti intervenire con scudi e manganelli perché probabilmente poi qualcuno si sarebbe svegliato e ci avrebbe accusato di essere dei torturatori. Il sindacato chiede una modifica dell'articolo 613 bis del codice penale in caso di rivolte. Ci siamo bloccati perché probabilmente c'è qualche vulnus legislativo che non ci consente di usare la forza come accade le altre forze di polizia quando sono in servizi di ordine pubblico negli stadi o nelle piazze. Sullo sfondo c'è la grave carenza di organico, così come nel resto d'Italia. Nella casa circondariale Pietro Cerulli, dove sono detenute circa 560 persone, ci sono soltanto 80 agenti penitenziari in servizio che operano su 4 turni. Se vuoi continuare a vendere i fiori devi pagare. C'è l'ombra del racket dietro la violenta aggressione subita mesi fa dal titolare di una rivendita di fiori che si trova nel perimetro esterno del cimitero Farello di Gela. Per quell'aggressione e per le minacce subite dal fiorista, i poliziotti della mobile di Caltanissetta e quelli del commissariato di Gela, coordinati dai PM della DDA Nissena, hanno eseguito la scorsa notte 5 provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono accusati di aver inizialmente minacciato l'esercente affinché mettesse a posto la sua attività. Avrebbe dovuto pagare insomma, per continuare a lavorare serenamente. Tutto sarebbe iniziato alcuni mesi prima, quando il fioraio sarebbe stato avvicinato da un uomo, il quale, insieme ad altri soggetti ritenuti appartenenti alla consorteria mafiosa della STID gelese, avrebbe avanzato alcune richieste estorsive che avrebbero creato vantaggi alla sua attività commerciale, attiva anch'essa nel settore della vendita dei fiori. Da quel momento la vittima avrebbe subito una serie di atti intimidatori culminati dopo qualche mese in una vera e propria spedizione punitiva, concretizzatasi nel pestaggio dell'imprenditore e di alcuni
alcuni suoi familiari, alcuni dei quali avrebbero riportato gravi conseguenze fisiche. Nel corso dell'aggressione, che sarebbe avvenuta proprio all'interno dell'attività commerciale della vittima, uno degli indagati, presentandosi come figlio di un boss mafioso, avrebbe richiesto il pagamento mensile di una consistente somma come presupposto per poter proseguire l'attività di commercio dei fiori. Stanco delle minacce, lo scorso febbraio l'uomo ha deciso di denunciare e da lì sono partite le indagini che oggi hanno portato agli arresti. Tutti e 5 gli indagati dovranno rispondere di tentata estorsione e di lesioni gravi. 20 miliardi di euro per la Sicilia, nella storia è il più grande impegno mai realizzato dal Ministero delle Infrastrutture per l'isola, e lunedì arriveranno anche i fondi stanziati per il ponte sullo stretto. Matteo Salvini a Palermo, prima di andare all'inaugurazione del Marina Yachting, il molo trapezoidale che lega il porto alla città, rilanciando il waterfront di Palermo, gongola un po' nel raccontare quelli che definisce i suoi risultati. Lo fa presentando l'accordo politico sottoscritto nei giorni scorsi con il Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo, un accordo che guarda alle elezioni europee ma anche alla regione e al Parlamento siciliano, ed è Lombardo a dirlo in maniera chiara. Insieme siamo una forza del 13,6%, solo un punto in meno di Forza Italia che esprime il Presidente e un punto e mezzo in meno di Fratelli d'Italia che esprime il Presidente dell'Assemblea. Saremo un grande gruppo che darà un grande contributo al buon governo della nostra terra. Gli accordi di questo tipo sono nelle cose per la Lega, dice ancora Salvini, e l'ex presidente della regione gli fa eco, ricordando che già alle politiche del 2006, a partito appena costituito, corsero insieme alla Lega alle politiche. Oggi ci sono tutte le condizioni perché questo accordo sia forte, un patto leale e duraturo, a partire da un confronto franco sull'autonomia differenziata. Questa autonomia differenziata, articolo 116 della Costituzione, sulla quale dobbiamo confrontarci con determinazione con Calderoli, perché se ne sa poco, ed è bene che se ne sappia di più, potrebbe portare in Italia a quella struttura federale dello Stato alla quale crediamo tanto. Perché non anche la Calabria o la Puglia avere la sua autonomia differenziata? Così come ce l'hanno le regioni, i Länder tedeschi, così come ce li hanno gli Stati Uniti d'America. Uno Stato federale con un premier forte, con grandi poteri, ma anche con grandi autonomie alle regioni o agli Stati. Tanta carne al fuoco, dunque, ma il primo orizzonte restano comunque le elezioni europee. Taglio del nastro alla presenza tra gli altri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Si sono aperte le porte dell'ingresso del Palermo Marina Yachting, il molo trapezoidale al porto del capoluogo siciliano. Uno spazio rigenerato che si sviluppa su 45.000 metri quadrati di superficie, con 3 ristoranti a bordo acqua, 14 approdi per mega yacht e un convention center con al piano superiore un teatro all'aperto che può ospitare spettacoli fino a 300 invitati. Un'opera voluta fortemente dal presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale. Il nostro obiettivo era proprio questo, rompere quella conflittualità che ho trovato, che era nelle carte, negli incartamenti con il ricorso al TAR verso il piano regolatore del nostro porto da parte del Comune, e che era anche visiva perché oggettivamente si capiva che c'era una barriera, che il porto rappresentava un enclave. Ricordiamoci che in questo luogo c'erano 200.000 metri cubi di strutture fatiscenti, 2 gru altri 54 metri mai utilizzate e pagate 80 miliardi negli anni 70, c'erano 4 scaricatori, 29 silos d'acciaio, semirimorchi dappertutto, barche tirate a secco con sottotavoli dove le persone a proprio rischio e pericolo magari mangiavano o godevano di buon cibo. Qui verrà dato il benvenuto ai passeggeri croceristi e passeggeri per le isole e ai dipartisti che raggiungeranno le coste dell'isola a bordo di grandi yacht. Circa 2 milioni e mezzo all'anno gli utenti che potranno usufruire di una grande area commerciale. Cosa può dare a Palermo appunto questo molo? Può dare tutto, può raccontare innanzitutto che le cose si possono fare, può raccontare, può far comprendere che in luoghi come questi ci lavoreranno circa 1000 persone, può raccontare che l'economia reale è possibile creare e che si deve vivere in questa terra con la creazione di economia reale e non con l'assistenza. Per il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini una grande opera che sarà seguita da altri investimenti importanti che il governo farà per la Sicilia. Mia o di nessun altro, mesi di persecuzioni, pedinamenti e telefonate a tutte le ore.
Questo il lungo incubo di una donna di Catania che è riuscita a sfuggire alla furia del suo ex. Un'ossessione violenta con aggressioni, una volta le ha stretto le mani al collo, l'ultima in piena notte, fin dentro casa, le minacce. Prendo il coltello e tu e tua madre piangerete. Vi brucio e vi ammazzo, non ho nulla da perdere. E il terrore era diventato insopportabile. La donna è andata a denunciare ai carabinieri della compagnia di Piazza Dante. Mi ha colpito una serie di violenze psicologiche, oltre a quelle fisiche, violenze che aumentavano progressivamente con il passare dei giorni e che hanno poi suscitato nella donna la consapevolezza di dover denunciare. L'autore, che poi è stato rintracciato dopo alcuni giorni di serrate ricerche, è sottoposto al provvedimento cautelare presso il carcere di Catania. Difficile denunciare per tante donne che preferiscono, pur di mantenere unita la famiglia e tutelare i figli, andare avanti nonostante la sofferenza. In Sicilia, nei primi 6 mesi di quest'anno, sono già 7 le vittime uccise. La maggior parte dei femminicidi viene commessa nell'ambito dei nuclei familiari, quindi in un contesto affettivo. Questo è il dato più importante, il dato che ci fa capire che questi reati maturano in un contesto di tipo familiare e che è lì che si devono cogliere i segnali spia. Un fenomeno trasversale che coinvolge sempre più giovani. L'appello è quello di vincere la ritrosia nel denunciare, quello di affidarsi all'Arma dei Carabinieri per avviare questo percorso, un percorso che poi potrà portare alla riconquista di diritti che sono stati negati per troppo tempo. È un percorso che allo stesso tempo permetterà di assicurare alla giustizia il responsabile e che darà dignità alla donna che ha subito violenza, vessazioni. Era nell'aria da tempo, ora l'emergenza sfratti a Catania è esplosa in tutta la sua drammaticità, con numeri da profondo rosso. 2026 richieste di esecuzione e 562 sfratti eseguiti nel 2022, più 263%. Una bomba sociale che non si è arrivati in tempo a disinnescare, ma sono tanti e molteplici le problematiche che da tempo denuncia il Sunia. Purtroppo i numeri che sono stati pubblicati dal Ministero nei giorni scorsi lo hanno solo confermato. Gli sfratti a Catania si sono moltiplicati, precisamente triplicati, più del 300%, e sono la conseguenza ovviamente di molte famiglie che si trovano con lavoro precario, del fatto che purtroppo il governo nazionale per il 2023 ha soppresso, eliminato del tutto il contributo sostegno affitto per gli inquilini col contratto di locazione registrato e il contributo a favore degli inquilini morosi per recuperare lo sfratto e quindi rimanere nella casa. Come se ne può uscire? Ma ci vorrebbe intanto una risposta da parte dell'edilizia pubblica e dell'edilizia sociale, che è mancata negli ultimi anni. Che ruolo può giocare il Comune di Catania? È lasciato solo, potrebbe intervenire per esempio con i fondi della Comunità Europea, potrebbe mettere in campo delle riqualificazioni di edifici esistenti. Ci sono tante incompiute a Catania, ad esempio le 2 torri a Librino che potrebbero permettere a 144 famiglie di risolvere il loro disagio abitativo. Sunia, CGL, Sicet, CISL hanno incontrato l'assessore comunale ai servizi sociali Bruno Brucchieri. Presto sarà convocato un tavolo in prefettura per fronteggiare l'emergenza abitativa, ma per risolverla servirà anche un censimento del patrimonio immobiliare del Comune di Catania. Valiamo tanto sul territorio, valiamo un 0,06 del PIL della Sicilia, ribaltiamo di redditività sul territorio 36 milioni e creiamo 1090 posti di lavoro tra diretto e indiretto e tocchiamo più di 2200 famiglie. Numeri importanti dettati dall'ambizione di Sibeg, che da oltre 60 anni si confronta giornalmente con il territorio, mettendo in campo nuove sfide che consentono all'azienda di crescere sia a livello occupazionale che produttivo. E nel corso di un dibattito in sede che si sono confrontati i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese sull'indotto che deriva dalla presenza di una realtà come questa, guidata dagli anni 70 dalla famiglia Busi sull'isola. È una sfida che noi abbiamo saputo cogliere nel 1975 e tutti questi anni, decenni ormai, ci hanno solo premiato, perché il territorio è un territorio talmente valido, talmente importante, merita un grande sviluppo e noi ci proviamo.
Un'impresa italiana che esprime la grande duttilità del nostro sistema imprenditoriale e che risponde con la tradizione dei territori alla domanda globalizzata, l'ha definita il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, mentre in apertura dei lavori il sindaco trantino ha parlato dell'importanza di valorizzare la zona industriale, dove è presente l'azienda in vista di un progetto da realizzare. Intanto la Seabag, che produce in bottiglie e distribuisce la Coca-Cola per i suoi obiettivi green, ha stabilito investimenti mirati. Un piano ben dettagliato di investimenti sulla nostra transizione ecologica. Noi saremo la prima azienda in Sicilia a raggiungere zero emissioni entro il 2030. Già in molti campi l'azienda ha adottato una politica di sostenibilità, utilizzando ad esempio il 100% di plastica riciclata per imballaggi e confezioni. Il programma di partenza non è cambiato nonostante lo slittamento della partita contro la Juve Stabio domenica, ma adeguato. Il Catania così effettuerà la seduta di rifinitura direttamente in Campania. A Castellammare di Stabio i rossazzurri si giocano una bella fetta di fiducia perché il pareggio contro il Latina ha fatto masticare amaro qualcuno. Contro la capolista sarà una partita complicata, difficile perché l'avversario attraversa un periodo di particolare entusiasmo. Costruita per centrare la salvezza, la squadra allenata da Guido Pagliuca invece si ritrova prima in classifica e neanche il pareggio ottenuto a Brindisi sembra aver scalfito l'euforia in casa delle Vespe, e questo lo sa bene il tecnico rossazzurro Tabbiani. È una squadra organizzata che stanno bene, lavorano bene in entrambe le fasi e lo dimostrano i risultati che hanno ottenuto. Il fatto che in casa non abbia ancora subito un gol è un dato che è molto importante e noi dobbiamo andare lì con la personalità giusta e cercare di fare una partita di livello per la richiesta che ha poi questa gara. Partita difficile, si diceva, anche perché il Catania dovrà affrontarla senza i suoi tifosi. La trasferta infatti è stata vietata ai residenti nella provincia etnea. La Juve Stabia ci arriva con 2 squalificati, soprattutto l'attaccante Federico Romeo fermato per 3 turni, oltre l'esterno classe 2005 Pasquale Marranzino. Pagliuca ha manifestato un cauto ottimismo circa le condizioni di Leone e Piovanelli, entrambi con buone chance di recupero. A proposito di recuperare giocatori, Tabbiani in casa Catania spera di avere a disposizione anche De Luca e Rizzo soprattutto, da inserire nella lista dei convocati che sarà ufficializzata dopo la rifinitura. 2 pedine in più per affrontare una gara che potrebbe avere bisogno di tutti.